Mattia Dal Farra ai campionati italiani giovanili di Riccione, è stato oro nei 200 misti, bronzo nei 100 stile libero, argento nei 50 stile, ma anche argento nei 200 stile libero. E dunque per l'anno 2000 Mattia Dal Farra è il vice campione italiano giovanile in carica, portacolori del Team Veneto, nuota in quarta corsia, è passato in testa in 27,45, aveva nuotato a Riccione nella primavera scorsa 1,56,56 per cogliere l'argento ai nazionali giovanili. Vediamo il passaggio a metà gara, gruppo compattissimo in questa serie 2 dei 200 stile libero assoluti, con al comando Alessandro Sperotto, 57,93 su Carossa e Dal Farra, tutti vicinissimi, racchiusi in 9 centesimi di secondo. Sono i blocchi di partenza in corsia numero 1, campione italiano giovanile della 3 km in vasca nel 2013, Federico Del Pup, Team Veneto. In corsia numero 2 è stato vice campione italiano giovanile di categoria nel 2012, Gabriel Saliu, Milano. Corsia numero 3, Filippo Nanto per lo schio nuoto. In corsia 4, vice campione italiano giovanile in carica, classe 98 dei 200 stile libero, Gabriele Carli, Team Veneto. In corsia numero 5 è stato argento nei 200 stile libero ai giovanili 2013, pluricampione italiano giovanile del dorso, nonché nazionale giovanile, Gianluca Gazzola, Cittadella. Corsia 6, Nicola Magro, Team Veneto, in 7 Alberto Inglese, Cittadella, in 8 Manuel Matteo Bortuzzo, Team Veneto. Intanto Alessandro Sperotto, 1,57,74, un centesimo meno di Bizzotto, vince la sua serie, va al comando della classifica.